Io mi chiamo Roberto Vescovo e sono un artigiano che lavora il vetro a lume. La mia azienda è lo stesso nome del mio e sono un artigiano che lavora il vetro con la tecnica del lume. Una tecnica si fa al banco fondendo delle bacchette di vetro. Faccio oggettistica in vetro di Murano. Mi rendo conto delle potenzialità della mia attività, però non avevo degli strumenti, non avevo un'idea chiara di come poter evolvere in questo periodo il lavoro. E ho avuto la fortuna di incontrare questo corso, di venire a conoscenza di questo corso, che effettivamente è stata una cosa molto interessante perché mi ha dato degli strumenti con i quali posso tornare a casa e continuare ad adoperarli. Non facile da insegnare alle persone come me, quindi qui ho trovato veramente delle persone che mi hanno fatto sentire proprio a mio agio e sono riuscito a portare a casa, nonostante ci sia un secondo step o no, un sacco di materiale per poter evolvere la mia attività.